Crodeime, io soit al pari e il pari in me, a manco crodeime par via da soparas. I se dis propi par da bon, cui cal creut in me, al fa sentir lui las operas chi fassio, e in fasamenti modi plui grandas, parce che io cuno i voia i dal pari. Come cristiani, noi si reclamazza fa distinzione tra tradizione marginale e i valori che sono da conservare. Da c'è che è mutabile e c'è che guai sono da perduto. Proprio di valori. Vecchiatas, come si dice in italiano. Allora, sì, una bella serata che tieni insieme, che i gruppi che attivo a tenere in vivo il pianto inglese, a Ciri metti lo vivo, l'ho tornata a mettere ad un per questa occasione e a lei è sempre un bene. Si è richiatata con quasi tutti i gruppi che circa 8 anni fa all'eremo vivo presef e si è richiatata a pesare. E allora era la prima occasione dopo anni di provare insomma a confrontarsi. Senti la musica, senti ciò che si chiante tra un altro paese e questa era l'occasione. Quindi bisogna stare insieme con queste musiche che ha fondato un po' la tradizione della nostra religiosità, insomma a continua in qualche modo a formale, ecco, anche se è una musica che qualche volta faceva fadire a proponimo, però insomma tal così. Dal senso di questo tipo di piante si tiene curioso, riguardante anche per esempio che ha veramente voluto tanto bene a questa tradizione, fa di tutto per non fare perdi, per studiare, per registrare, per trascrivere in musica, ecco, lo sappiamo invece che l'ha fatto. E vedete dal programma è un programma molto nutrito, insomma, molto importante. Allora, ci rendi non dice tante speranze, però qualche numero ovviamente di Tabaià, di Clamaressa chi Federico Vicari, che è il presidente della Società Filologica Furlane, e che sconcerto signora si inserisce appunto da una manifestazione della Società Filologica Furlane. Prego Vicari. Grazie Roberto, buonasera a tutti. Un guardi un cordiale saluto alla nostra Società Filologica Furlane, per via che lo vendite questa manifestazione e fa parte dalla rassegna regionale della settimana della cultura furlane che ti dissa in supporto in tutta la regione, che sta tra l'altro arrivata a 200 manifestazioni, 200 events, io vin chi da questo libro, ma naturalmente potete seguire tutta la rassegna, tutto il programma della rassegna tra le piattaforme in linea www.settimane.it. È lì che si chiama il look, naturalmente, il programma della manifestazione, che è una conferenza, che è un dibattito, che è una convegna, che è un concerto, che è un teatro, che è la Friday di Arte, che è l'ultima manifestazione della settimana e viene da. Quindi benvenuti a questo momento importante per la nostra cultura, per la nostra musica tradizionale. C'è tanta grazie a Novella del Fabbro, a Roberto Frisano, a Preloris e a Ducchei che sono stati impegnati a organizzare queste belle manifestazioni. Per via che Oscugnin, assolutamente Oscugnin, collabora, condividi, mettisi ad un proprio per mantenere, per conservare, per valorizzare e per promuovere la nostra tradizione culturale, tradizione dall'identità furlane, dalla storia
talenti, dalla storia dell'arte, dall'ambiente, dalla natura e via dall'arte. Quindi io mi fermo qui, ho spero di odius anche altre manifestazioni della nostra settimana e us auguro di cuore una buona serata. Grazie. Allora anche un saluto di Lino Noti, sindaco di Davaro. Buonasera a tutti, e sì in tanti, quindi vuol dire che una serata bella, importante, da non dimenticare. È stata inserita, come diceva prima il Presidente della Filologica della Settimana di Cultura Friulana. La nostra comunità ha partecipato ogni anno a qualche evento. Abbiamo avuto un periodo un po' difficile, il Covid, ma si dice prima il Presidente. Ecco, passato il periodo da Covid mi pare che la volontà di riprendere abitudini, tradizioni e iniziative culturali stiamo un po' a fare di due quanti, tornata a nascere, tornata a partire. Questa qui è una di queste serate, che noi da dismettere. La nostra comunità, oltre che serata che è importante, ha nati appuntamenti, che è seguito il programma della settimana della cultura friulana, che è il prossimo sabato a 5 in Apis, da che presenteremo qualche iniziativa di qualche squadra che mi fa che periodo qui mi era spiegata chi vuole partecipare. La serata in questo caso qui è organizzata da Sovrintendenza e per così strade e una rappresentante della Stacca Foscari di Venezia che spiegherà qualche cosa sulle butti che ha già scritto qua. Quindi ecco l'appuntamento secondo me il prossimo sabato. Non sia qui per sentire, per ascoltare, ma in particolare per non dismentare. Cioè che se non si impegna in due quarti a portare avanti e mantenere queste tradizioni che sono culturali e che sono corali, io credo che i perdi un patrimonio importante del nostro paese. Quindi buonasera a tutti e grazie per il campo. E una parole anche di Novella del Fabbro che ha ideato no? L'anime di queste serate. Ecco. Intanto, buonasera a tutti. Tanti di loro ci saranno mandati per c'è una serata dedicata al liturgio dei chiami di funerali. I Sabin che in Tiarnio ha sempre avuto un gran rispetto e venerazione per i morti. Tacante sveglios, stan subito la notte a vegliare morte. Pream e pisodeam sulla sua virtù e difesa. Intanto arrivava mezzanotte per mangiare a polento dei missa unos. A 10, perché chi lava tra la requie, aveva dato un pan dei morti, che la famiglia faceva. Poi altri il tarugeo e quando chi lava a chiesa, toglieva un pagnolo e speri che lo facessimo il pan dei morti. A Curmin, così scrivevo prefortunato Linaro, plevava al fuoco per tanti anni, a che chi lava funerali davano un pan e un tocco formale di Samuerio. Dal paese dove Vasinis, Vio e Beglo, finì il rosario e recitavano die sire in furlano, la giornata di vendetta. E in viso questo veniva cantare. In mezzo a questi chiamati guardi e veniva fatto la limuesino, la famiglia che aveva avuto muore e portava 1 chilo di sale per fuoco, che era tanto prezioso. E quando chi salava la spietancios, i preavano requio per via muore, che fosse stato in paradiso. Questo usanza a Culino è durato fin ormai dal 1963. Per funerali Damiani, commercianti legnani, e Mario Frutti di Gen, su ordine dal nonno Beppe dal Podestà, ha portato 1 chilo di sale per famiglia. Questo usancio il chiatai in attualios. Dal 2016, Gigliola di Piazza, da nostro fotografo, mi invita con Lio a portare un sale per famiglie al paese. Per memoriare suo frate Benito, Muini, l'Eglise ritualios appena umano. Te lascit testamentaris la inche
podevo e lasciavo bezze egligio per smessos d'amore e magari contriopriadis e la cantorio d'egligio che avevo da solennizzare. Che scantuos era sempre presenzi in muto scuro e cravato nero, con libri dei chiams de Borla Casso, come che veduta Don Tarcisio Puntel, che avevo sorto libri notnieri che sapevano enciclopedia. Allora, de Borla Casso portava spalos da femmenos o da uomini, e dipendevo con che erano uomini, las quattritorcios impiados di qua e di là, e scompagnavano un corteo da via dei frutti scufferari. Lo prim cantur all'intonavano un miserere, che gli altri lo cordavano, e era un'armonia di voce, di sentimenti, di riflessioni. E se cantur di iglesia o viaggio era un gran privilegio. La statua dei signori cantori della parrocchia di Rigolato, dal 12 di aprile al 1819, i chiati scritto che nessuno potrà venire ammesso alla confraternita senza documentare una buona condotta morale e cattolica, comprovata dal reverendissimo parroco, il quale avrà diritto di percepire soldi 5. La capacità di leggere sarà documentata con un certificato del segretario che lo estenderà verso il pagamento di soldi 5. Il possesso e le prerogative della voce sono di esclusivo giudizio della confraternita, la quale delibera a scrutinio segreto l'ammissibilità o meno alla fraternità del cantore. Nell'evenienza della morte dei confratelli sarà fatta celebrare una santa messa cantata in suffragio dell'anima con gli interi santi uffizi. La messa sarà pagata con lire 5 da estrarsi dalla cassa della confraternita e del quale compenso il reverendissimo parroco si contenterà. Cese sta restati che smonda i tristins. A Ciurciuvin l'onorando compagnia dei cantuos che ha tanto statuto dal 1640 mi pare e che anche l'ha messo alla vecchio che le situno proprio in occasione dei guardi cantuos Toni Moras dal 1990 e Mario Boschetti dal 2021. Melodios che ti fa svenire un pix per vita. E che al foro, di mo parvecchio, ed è stata da sempre una buona tradizione di cantoria, sostenuto dai prieti appassionati come Premilio Gotardis da Miomo, plevava al foro per oltre 50 anni. Al domandavo un sussidio al comune per comprare uns partiti musicali per insegnare la musica ai canturos e che sluecchiata taruno delibero dal comune documentato degli anni 30 di quell'altro secolo. A regolare, grazie a Presef, che avevo tornato a mettere in peso la cantoria anche con la Spedinos dal 2020. E Roberto Frisano, che ha registrato che stiamo, Schipoliglioldi, Oro di Guido, e che in quarto ne va la fortuna d'Onuris. Presef dicevo che quando tu da sui chiams, taruno gleseano pleno, come un piano, piccolo fulminato, un fuoco che acclama calci slario, fino a diventare un grande flammeario, che ci incoro, che ci involuccio. E quando tu da su, e disegno a sé musos e timbros di voce che sono vici ormai non a chi. Tanto che loro londo des notos e de preghiera. Enti diviamo le tradizioni di cantorio e pensa per il pinciame di Dozzanier. Enti si avevo passato tantino e ero sempre presenza a cantare. Come orchestra ereditata, duetto Leo e Diego, pari e figli che le insegno e corale. 10 e
continua la tradizione di cantare vecchio, grazie a volontà e al merito dei cantori che sono restati, Giacomino, Dolores e tanti altri. E Don Alessio che ha sempre sostenuto. Cleulos distribuì la cantoria più giovane, che ha ereditato il patrimonio di chiams dai vecchius e che continua a portare in avanti. E us noti viva chi Don Tarcisio, che è il sintarino. Avevo ben ragione, presefca, dicevo, che las mons es custodis che anche che natos bandos e sono spariti, chiamtons di sapienza. E io ringrazio soprattutto Don Loris, Roberto Frisano, ma soprattutto la Società Filologico Furlano, che ha creduto in questo progetto e pensato. E i paesi va man mano, i nodischi ma gli va man mano, la scantoria senti, e fa di registrare siti video che audio per archivios e non cambiano ruolo. Io ringrazio la scantoria che hanno accettato di essere qui e tutto l'aiuto che gli è arrivato. E ringrazio gli paroli chiaro per le loro per essere serio. E buonasera e grazie di cuore a tutti. Grazie a Don Gianni e facendo così come ci già senti la musica e dopo io e Don Loris siete già in alto via tra un gruppo e l'altro. Allora come ci cugliamo ogni gruppo di cantori di sax sul repertorio che fa sui talks che è presente non si intarin tutti di essere tutti miserere qualche strofa per l'idea insomma dice comunque c'è un calere e vi scelti di fare il repertorio come che vedete è un repertorio funebre di Mars e perché forse dei repertori più fragili, no? Che magari si perde più facilmente che una volta aveva anche come che il Istituto della Sperata di Novella aveva veramente un gran significato proprio di fede ma anche di emozione, ecco. E così allora i podin cominciare con i cantori dal foro. Prego. Qualche informazione sul canto che vi faranno sentire i cantori di Forli. Io mi ero preparato qua in italiano, ma visto che tutti hanno parlato in lingua, diciamo così, nostra per non sentirlo da novella, mi cercherai di fare una traduzione simultanea. Allora, cominciamo con miserere mein Deus, che chiam, che si fa, in cimo cumo, quando si accompagno il morto da chiesa sopra in Tegligio. Come succede in Ciontica abbastanza di rado perché spesa arriva all'ospedale, come purtroppo. Dopo si faceva ascoltare il Diesira, che si è chiamata e tenestra Tegligio fino a 35-40 anni fa. Lì davanti libera melomine, che si chiamava quando vivo Benedetto da Casso, dice così, prendi l'Egligio, che sta qui, l'ho cantato fino a 15 anni fa, dopo, non sai, sconsigliate che le clemenze per la verità, non è stata cantata. Appena Gesù l'Egligio si trovava il Benedictus e dopo a seguire la Litanios, che si faceva ascoltare con strofo, fino arrivata al cimiteri, dove che per ultimo si cantava Luce Eterna. Naturalmente si faceva ascoltare questo 3 o 4 strofos, per un po' di ore state i team che non hanno conceduto. Grazie, buon ascolto da parte dei cantori di Forli, dal Forli e da voi.
Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Io vengo accettato un cuore perché si onorare, grazie al Signore per avermi dato un pastore come per esempio. Il Signore che non è parte cantoriere, perché è un cantore salvato e quindi non può essere pregiudizio. E non è parte anche dall'assemblea. Noi che proponiamo il Signore che cantiamo tutto il tempo. Quindi avviene in maniera spontanea e legge che viene imparata in questi svegli che nos hanno insegnato e ci devono di fare.
tachin con miserere, che è che di muore, ma si in tre miserere, sono i chianti di Gingi di Fasini, che di muore, come che diceva che li prime, che li che di fornire oltre, praticamente sale di chiesa, ma si va chiudere in morti in chiesa, e se non si lo spette da vita glese e si lo accompagna fin in glese, quindi come in chianta lei miserere di morti. Il miserere solenno e quando le rosarie assis assistiate il miserere che dica bene attaccato. Mo chiantin il miserere solenno e dopo seguì che il che sia cosa sua messa. Oh
Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Quando si è da Glegie, si va al cimiteri, in Torin il Benedictus. Noi da King, col Benedictus, che sicuramente non c'è anche che usano preceduti in filo, alle che solenno, das 40 horas, das l'horas matutinas che si chiama la domenica di mattina. E dopo in Torin, invece il Benedictus di morte. Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavi et fecit redemptionem plebis noi cantiamo anche accompagniamo in Moart il De Profundis.
Profundis. Di De Profundis si chiantin due, il primo è che di muore, e il secondo è che il solenno, che è che dagli espui di Nodal, il quarzano, che lo chiantin tutto solenno, e io da resca ne piccole novità, nel senso che prima attacchi gli oms, no? Si vede notato, e dopo attacchi le femmine. Invece, in te salmos, dal secondo e in tal quarto, attacchi le femmine, e quindi tal benedetto solenne e si interessa questo. Rizzotti, il Moini, il Santo mio di Ciampri,
Gnagno, Modesto e Angelo Dondoni, lui di Paracelenza, che era quel che mi ha tirato su e mi ha insegnato, perché lo signor aveva qui un nuovo. Queste canzoni, quindi, a volersi un altro, per riguardarsi proprio con loro, che si convince che ti hanno un nuovo qui. E è la canzone di mio, Maria Mater Grazia. Maria Mater Gratiae, Mater Misericordiae, ut nos a vostre protege e mortis ora suscipe. Al mettere la pisi dentro al tabernacolo e a sierrare la porta in che volte il santo lo attaccava Maria Mater Grazia. Ecco, per una questione di completezza severa, grazie. Tantas femmine che non sono più, oltre che preserve Lorenzo e queste persone che non sono mangiate, si tanti anni, no? E questo purtroppo è un segno un davanti di loro. Penso sempre, io volevo dire una roba, no? Che il chianto, veramente, il chianto alla media, mi non ci muovo il vincola, il chianto al vengo proprio da insegnamento, da vorrei, da stare dall'imparare, dal voler conoscere, dal poter imparare tante robe che dopo quando tu sei più grande, come c'è gli più grandi, c'è gli che sono. Che da piccolo magari tu dici, ma purtroppo è finito tramandare questa roba, che in qualche maniera difficile, purtroppo è difficile, ci sono anche impegnativi, però la memoria di portare avanti, quindi portare avanti in ogni maniera, in qualsiasi maniera. Bravi tutti, chi si è venuto, grazie, onore onesti di tutti. Zef, io lo chiamavo Zef ultimamente, dopo 20 anni, 30 anni era predico a me. E arrivati a essere come paris, frati, amici, Lorenzo, compagni. Hanno fatto capire, che forse noi non capiamo, tante robe stanno loro scrivendo, che io quindi tenere duro, quindi portare avanti, quindi tenere duro finché poi. Grazie che sei contento di vedere la serata con lui. Dopo, noi abbiamo i morti, sì, no, che vengono alla liturgia tutto il tempo avanti e pensi impiegati, per la Madonna, per la Pasqua, la Pentecoste, la Madonna Assunta, questa Madonna Assunta, che è la madre di questa chiesa qui. E che per esempio ogni anno so l'ingresso tenendo duro in ogni maniera. Noi gli antichi anzi di morte, avete capito un po' più come funziona, sono che non capisco senza spiegazioni. Pensi, non state a battere le mani ogni anno, facciamo valore, te chiantini, grazie, buona serata.
Misericordia
durata che ha avuto valore fino al 1969. Questo non vuol dire che tal rituale venuto fuori con la riforma liturgica dal Concilio Vaticano II che cristiani hanno sentito in presenza, anzi, buona parte di cristiani sono restati anche dal rituale rinnovato. Alle perché che cristiani ordinano i modi riti di cittadinanza della liturgia c'è una forma di inferiorità rispetto a cristiani. Ma c'è tipologia di cristiani che vengono ascoltati in comune. Prima di tutto i cristiani che sono richiamati dalla scrittura come i Salmos, il Miserere, De Profundis, ma possiamo contare di fatto anche il Benedictus, il piano di Zaccaria che viene sentito come davanti. Chians per solito processionali che la Chiesa ha tolta d'impresa dall'antico Israele per esprimere tutta la speranza in questo mondo e anche l'altro. E dopo viene una componente più antica e più così connotata in senso pascale, la che si esprime il fatto che la morte è il passaggio a vita vera in Cristo, morto e risuscitato. E allora di spesso torni le metafore da Gerusalemme dal cielo, la città dei santi, dal grin di Abramo, la che anno e guardano il cristiano alla fine del suo viaggio. Ma più di tutto il riferimento a Cristo, che dal battesimo ha acclamato che figlio di Dio a essi parte della sua famiglia. E di questo lavoro si sentono i due responsori che a Virgeli e a Sceravano i funerali, subvenite santi dei e in paradiso un educante angelo. La terza tipologia di chianze, di formazione tipicamente medievale, ma che ha più forte il senso dell'invocazione per un pecchiatore che sta spietando gli udizi di Dio, che all'inclamata di essere rex tremende maiestatis. In che in dia illa tremenda, quando cieli movendi sun e terra, lui albegnerà a giudicare il mondo per ignem, che vuol dire col fuoco. Perché l'atteggiamento al morto che sta supplicando per bocchia da Chiesa in preghiera, alle che da pora, tremens factus sumego et timeo, dum discussio venere, quando avvegnerà il grande esame. Atque ventura ira, perché che di, quando tutta sarà rivelata, sarà palesata, sarà una giornata di spavento, die silla, die sire, calamitatis et miserie, die smaglia et amara valle. Alle responsori libera me domine de morte eterna, perché non prima la domanda perché i preti domandavano. Ecco, questi responsori, la riforma liturgica conciliare la volutiva ostante proprio non esprimeva la partecipazione dei morti al mistero da vittoria di Cristo sulla morte. E così anche la sequenza di Esire e in parte il responsorio offertoriale Domine Gesù Cristo Rex Gloria, che in qualche parte con i segni di questa temperia, di questa mentalità. E vi ci fa appunto un patrimonio che dal tempo è stato ridimensionato per tante ragioni. Intanto l'introduzione da lenga viva della liturgia ha fatto pensare che fosse giusto buttare via tutti i repertori in lingua latina. E dopo la riforma di qualche parte della liturgia interessata da cristiani, come dicevi, al libera me domine che non è più contemplato, o agli uffizi dei morti o da settimana santa che non vengono più fatti. Il cal drammatico dai paesi e pertanto anche la disponibilità di cantori. E dopo, non ultima, e qualche volta anche per prima, l'ignoranza che ha permesso che si dispregiasse una forma di pianta non ritenuta più adatta ai tempi. Allora, potendo domandarsi perché conservare e tramandare cristiani. Io segnalerei così di corsa manco tre motivi. Il primo di tutto il fatto che sono dalla coerenza con la liturgia, a manco che corrispondono ai principi della liturgia che la Chiesa ha messo in luce con il concili e con la sua riforma. È stata grande in questo senso l'intuizione di presente non di conservare il pianza alla vecchia, ma anche di trasliteraio da questa lingua, rendendo così possibili e attuali. Quando i chiantini fanno sidoglia senza di Dio, i chiantini sono veniti di guardia, come ti avete capito un po'.
dopo a si sa meglio. Del resto nessuno non ha mai buttato il chian per latin, per l'organare da messa, per gli espui, per missus e vien davanti. La seconda ragione per custodire, per portare in davanti cristianza, è il fatto che rappresenti una tradizione sonora e di sonorità di grande rispetto. Non esiste la memoria olfattiva, ma anche che auditiva, che non mette in comunione con generazioni e generazioni di cristiani che così hanno piantato prima di noi e hanno permesso a noi di piantare così. E dopo esiste un fattore di non dismentare, che stiamo, ma in realtà ogni forma di chianto, non hanno un testo, ma prima di tutto alla musica. E alla musica non interessa di capire concetto, di catalogare, purtroppo che il concetto, il contenuto può essere importante. Il compito fondamentale della musica è quello di inviare emozioni e sensazioni e di inviare così la contemplazione. E allora c'è la fede, se non l'emozione, un incontro con quel che per prima alla far sentire la sua voce. E stianzi hanno la forza di commuovi, di muovi denti, di muovi versi di qualche dunque alle prime di noi, alle più alte di noi e alle più in là di noi. Qui che si pierde via dal chian tradizionale, si lascia chiappadenti dal mistero, e il mistero non va prima di tutto capito, semmai si può capire, ma va di tutto. E allora bisogna veramente essere riconoscenza prese. A lui aveva il merito grande e probabilmente anche il disarresto così storico, ma anche da questa realtà, da chi in Friuli, in Chiaria, di onorare questa tradizione, non si era per un museo, questo è il rischio, il pericolo più grande, ma mantenerla in vita, mantenerla per soppuesto naturale, che è la preghiera corale di una comunità, senza nostalgia pericolosa per i team che non sono nati, ma con stima profonda e affettuosa per i valori nativi da questa India. Ecco, e da questa partecipazione, non da questa presenza che probabilmente è stata proprio questo. E comunque continuiamo a ascoltare. Il patrono di questo religio. Noi abbiamo imparato i chiants di questi svecchi, i chiants patriarchins, e sono stati, come si dice, portati in avanti anche da questo programma per Joseph. E per Joseph era un appassionato dei chiants patriarchins, ha aiutato a trasformarci e ha ricostruito il gruppo di cantori formata femminos sviace e ons, in questo simbolo la conchiglia di Santiago, fatta con un cordello rosso per gli ons e blu per le femmine. Presef ha fatto anche un fafà da Frisano, un CD book dal 2009, che sono inseriti 33 chiavi di chiavi patriarchini. I chiantini sono i scienza Marx che praticamente i chiantini ogni volta per un funerale, non è che siete fatto una moneta. E tranne che il diesire che lo chiantino lì di Marx, con la commemorazione di Luigi Marx. Io non sto a elencare su i chiantini. Cominci dal Souvenir di Sant'Idea. Souvenir di Sant'Idea, o currite angeli domini, susciniente anima Deus,
prima lezione, prima Facemi Domine, niente sul dies mei, l'estomo che magnifica Teum, al che poni terra cortu, visita di lungo e subito provasi, usque con paces mihi, ne dimitis me, ut brutiam salitam vera. Vi facem tiro questo Dominus, faremos vistime contrarum tibi, et factis summetis gravi. Furmentori peccatum meum, et quare naufere significatem meam, necem in pulvere dormiam, et simanem regnum subsistam. De profundis clamaviate Domine, Domine exaudi vocem meam. Significate observaveris Domine, Domine Christus Domine,
dei funerali, queste robe qui, c'è braschi 6, dove l'avevi immolata tanta, perché le guarda Don Carlo, dal 97 in poi non vi a cantare. E lo sapete di venire qui, e esco io tra voi, ma in compenso la più giovane, no? Sì, e ti radogna che sfantazza qui, e vi provate io di sensi pensin anche, insomma, ma fasarin ben anche, provino. Io gli di una roba, questa è il libronca, diceva del Fabio, come non mi pensi il nome? No, signore, il libro alle usualis, che ho letto ben, cominciando perché è la data del 1964, ogni settimana con Brasef che nos insegnava il gregoriano che volte non aveva tanto furlano lui, aveva più il latino e che in tutte le messe, tutti gli espi, tutte le antifone, gli inni, vi cantava ben con lui e hai gli conti che scrive. E dopo un'altra roba volevi giuntare, ma sì, avrebbe non che queste prediche, sa di liturgia, io sono inviato, predi di monte, fa le robe su te calabuine, lui ha delle regole, ma dici, come non si può cantare a Indi quei di Esmania e Tamaraval, del Monte che va in favilla, di Esire, la Indi quei si sciocca. E un po' queste robe. Sai, quindi è anche non si può. I nostri sfrutti menai sono funerali. Io guai, via frutto si sciocca non voglio. Io mi penso che la mia rosaria ma scrive 5 anni, e mi penso di che i vecchi, mi penso tutto. No? E si usava, si aveva un certo parte che con la morte, perché la morte fa parte della vita. La Indi vuoi aprire da guardi una volta. E che si chiamava che il monte va in famiglia. E un povero guai. Che appena il morto lo metti subito nelle funeral house, non c'è le chiese funerarie, no, quindi io vado a eliminare questa chiesa e la sveglia noi, e tante altre chiatine già inglese, quindi nessun miserere da chiesa in casa, no? E dopo vanno a bruciarsi, quindi nessun benedicto sparato al cimitero, e la sua roba si pierde in questa maniera qui. Ma insomma, io non è che, come si chiama che chiama tutti sorriso, che fa in ghitti, che... sì, fa così. Allora, io cominci dicendo che prima del funerale, prima della torre del morto in chiesa, mi penso, si cantava il mattutino inglese, cantore si arrivava, e si attaccava su una messa e tanto suonavi la schiampata, la prima, la seconda, la paria, il glondo, si innova la via, no? Ecco, si cantava quei cantori, ma tutti un notturno magari, con chi finì di cantare, ma tutti si dava a togliere il guard, quindi veniva anticipato dagli uffizi, si diceva, si canta gli uffizi dai guards. Dopo si veniva da casa cantando il miserere come chi sapesse io. Allora io voglio cominciare proprio con... non mi è piaciuto, no. Allora voglio cominciare con l'invitatorio, non l'invitatorio dal mattutino che cantavi. E giunti anche al circumdedero che si cantava una volta e che se lo capiva in lui. Allora, cominci con il circumdedero e l'invitatorio che è quell'inno, quel canto che invitava a venire a cantare le lodi al Signore. Infatti comincia, venite exultemus Domino, no? Veniamo e cantiamo, esultiamo il Signore. Circumdedero confessione et in
gruppo corale di Viviano. Prego. Allora, buonasera, questo è il gruppo corale di Viviano. Il nostro coro si sta inviando quasi a 50 anni di vita. È veramente un orgoglio riguardo questo particolare, perché è una sfida che spero di vincere. Ho ascoltato con un grande interesse i coros, si impara sempre, si può sempre migliorare per venire fuori idee. E ho pensato con tristezza che il nostro coro, che si chiama Gruppo Corale di Viviano, al giratore a un paese in difficoltà e noi in qualche maniera lo facciamo vivi, lo portiamo a torno e si sta anche a torno al mondo, per dire la verità, e sempre con grande soddisfazione. E c'è potuto dire anche no, che quando io ho conosciuto questo coro, tanti anni fa, quasi all'inizio della sua fondazione, avere in buona parte fatta gli Vianos, che sono stati liberi di scugnare, perché ovviamente era difficile vivere in una realtà così isolata. L'emigrazione ovviamente era sempre scura. E queste persone sono là di Savini, la plupart nella zona nord di Udine. E secondo me il nostro repertorio, io sono un po' forse poco obiettive, io l'ho già bellissimi, ecco. E tanto è vero che nei decenni passati ho avuto anche tante gente che si dava ad uno che è venuta anche di altre regioni, dal Veneto ad esempio, hanno avuto anche dei sardignoni. Dopo gli sviluppi si sono cambiati, insomma, più motivi. Fatto sta che noi abbiamo fatto una specie di missione, se così si può dire, di chiamare questo paese, con la speranza di essere utile in qualche maniera a portare in avanti problemi che bisognerebbe cerire risolvere, ma no, non mi disperabili, qui fas. Chi dal nostro coro, un portabandiera, cioè una persona che sa tutto, la memoria storica si può dire, e non fa il nome perché alle persone basta riservate, ma comunque insomma alle che nos dà tutti gli elementi per capire ciò che noi abbiamo di chiamare. E mi permette di tornare da ora anche con una considerazione che è stata validissima, fatta da Don Loris, che la dite l'importanza di Chianska, che è evidentissimo, pensi. Mi permette di aggiungere un altro punto che per me è fondamentale, l'amicizia. Cioè, chiamare si può fare non se si riesce a mettersi ad un lungo pelate. E questo mi ha fatto ricordare che poesie splendide di David Maria Turoldo, nulla c'è di più nobile del canto. E aveva un altro momento durante lui al dice finché un popolo canta c'è da sperare ancora. E ogni volta che io penso a questo, a me mi viene, parlando si dice sgrisui, gli viano si dice UX, parliamo brividi. Allora, forse te le fate passare lui, o domani, perdono, però mi sono un po' sbroccate, voglio dirlo. E un po'.
Dunque, bisogna dismentirare di più le robe, per me importantissime. Non ben fa circa 15 anni fa un CD al McCartney, secondo me bellissimo, però lo so questa persona mi ha detto che alla richiesa del defunto, portato a spalla, i cantori, tutti maschi, come era pacifico, allora intonavano il requiem seguito dal Kyrie. Dopo, prima dell'offertorio si cantava il Dies Irae e a seguire, all'uscita dalla chiesa e nel percorso al cimitero si cantava il Miserere e in cimitero. Prima della sepoltura si cantava il Libera me Domine.
dei cilindri guadagnati, perché come saremo un po' troppo sacis, no? Allora chiamiamo di pazienza. Si vuole ascoltare la variante di Ciurciuvin. Intanto mi piace da per riguardo, perché non fin dal 1912 indipendente da play riguardo. Dopo non siamo passati di là. E che si sente il canale di San Pietro. Allora, dos notas su panorama di compagnie, intanto precisino che l'onorable compagnia non fu scontata su partituras musicali scritte, ma è stata il tiano, sempre passata a voce di generazione in generazione e quindi l'esito di una trasmissione orale tra i cantori che si sono dati la volta dal scuole dei secoli. E mi date la voce per mai aspettare. Allora, l'onorable compagnia dei cantori è documentata dal 1761. Hanno un libro delle diverse terminazioni dei signori cantori, una predette tutto il cerimoniale, c'è tutti i cantori, abbiamo una sorta di statuto e quindi la scelta dei cantori e tutto ciò che riguarda il cerimoniale per fare il servizio inglese. A dire, grazie alle ricerche che sta facendo Luca Boschetti, che è il figlio di Mario Boschetti, un cantore che non sa lasciare Massadore, a sapere che a sette l'origine più da ora, ma stiamo stagiando i documenti e quindi spero che sia fuori interessante. Riguardando Mario Boschetti, riguardando anche tutti i cantori che in tutti questi anni è anche andato e uscito sarà un nuovo anno sulle mani. E sono 12 elementi, sia di Ciurciuvin 19, sia di Ciurciuvin 18. Al momento i singoli come sono ridotti, qualche elemento che sta facendo le prove per entrare, è sempre più difficile arrivare a persone disponibili a fare questo tipo di servizi all'Iglesia. E nella ricerca che presentiamo noi, abbiamo sentito diverse varianti, miserere, di sera, e noi intendiamo la cerca da nostra. Il miserere che facciamo però, che Virgin, che facciamo noi, è particolare, e intendiamo si accompagna il morto da chiesa finta all'Iglesia cultiana del miserere, ma noi non ti presentiamo che da Quaresima, diciamo, che era chiamato il miserere dal fagotto, perché segnava il momento che una volta che aveva le Pasche, la nostra Jones e faceva la valise e aveva dato al mondo a guadagnarsi la bottigliata. Per spalagnare tempo come prima, lo stiamo davanti alle mani, facendo da piccolo, così guadagnini che noi minuti, no? E allora come dico sentirsi proprio il miserere dal fagotto. Miserere
Dies ire, dies illa, solvet seclum in famiglia, est David cum Sibilla. La prima lezione in pace di Domine. Parce vinci Domine, nihilem sum dies Dei, quid est homo qui magnificas eum, aut via polis ergeum cortum, visita eum de lucro et subito probassilum, usque non paces mici, nec divitis meut cruciam salivam meam, peccavi, quid facam tibio custos hominum, quale posumistime contrarium tibi, et factus sum mime tipsi gravis, pur non pollis peccatum meum, et quare non aufers iniquitatem meam, et ce nunc in pulvere dormiam, et si manem equesieris non subsista. Salvatore
in asserato una che di particolare che us non presentato in una versione inglese, se non lo avete sentito, il circumdere me. Si tratta dall'introito, da messe da domenica di 70esima, che è la di Pasche, durante la venisse data il venite sul tempus domino per far parte dai mattutini, dai quarts. Parvegno, che stiamo che è fatta dal funerale, e la in a un certo momento la lasciava la pace, che si metteva il funerale della natura pace, che si immagina che la in la lasciava, la in da passare a passare la pace, a tornare in lavoro delle offerte di catena dell'altare e dopo dava la per tirare a trae la requie, si dice, no? E in questa cerimoniale veniva chiamata per queste circumdere in forme solenne che tanti amici vi fate quando senti, voi ti ho venuti a chi muro a fare funerale subito, se non è lui da marzo, ma un altro che ti non dice a lei, però così che ognuno devi stimolare. Circumdere me, genitus mortis dolores inferni, circumdere me, venite soltemus Domino
vivi questa serata che è stata anche una serata di spiritualità, questo di smenteato, e grazie naturalmente a tutti che hanno organizzato. I scerini che tanto, tutti insieme, magari ne vengono in Gesù, e quel pianto da Madonna magnifica, per cui che non lo sa il numero 320. La speravo se sono di preserva, sono da Madonna in realtà, preserva, tornata a componere.